Siamo ancora in centro Belluno con Sebastiano nel suo ristorante La Nicchia, un laboratorio gastronomico a cielo aperto. Sebastiano, raccontaci il tuo ristorante. Ma il sogno di aprire il ristorante La Nicchia non è altro che un insieme di esperienze fatte chiaramente negli anni, lavorando fuori, portandole nella città natale per cercare di dare un'espressione diversa a quello che è l'enogastronomia legata al territorio. Facendo così tu dai una chiave anche di lettura e di assaggio, chiaramente, un attimino innovativa, però cercando di tenere un caposaldo in quello che è la tradizione locale. Quindi un'innovazione ancorata alla tradizione. Esatto, perché giustamente non ci può essere un qualcosa di innovativo nel momento in cui non parti da una base. Senza le radici, giustamente. Esatto. Perfetto. Ora andiamo con Sebastiano a vedere alcune creazioni fatte da lui, fresche pochi secondi fa, che così ci racconta un attimino che cosa andremo a gustare. Sebastiano, raccontaci che cosa ci hai preparato. Vedo dei canederli, dei ravioli, spiegaci un po'. Allora, oggi abbiamo voluto un attimino presentare delle aziende locali e come si possono valorizzare in una forma diversa. Quindi qui abbiamo dei canederli fatti col pane integrale e lo speck di una ditta di Gazzi di Santa Giustina, quindi diciamo totalmente legato al territorio, dell'erba cipollina, quindi quando comincia i primi getti della primavera si va a raccogliere nel bosco e la si porta all'interno della pietanza. Questi sono dei ravioli alle erbette rosse, che è classico diciamo di Cortina, che non è proprio un raviolo, è un casunziei, che sono due cose effettivamente diverse. Abbiamo qui al centro dei pomodorini dell'orto che servono un attimino a dare un po' di freschezza durante il seguito del piatto, in modo da cambiare un attimino e pulirsi del gusto. Del tuo orto. Esatto, assolutamente. Qui invece abbiamo un formaggio che si chiama diversamente sobrio. Questo formaggio qua noi prendiamo del vino, un'azienda che collaboriamo, quindi a Portogruaro, lo portiamo su nella Maga, quindi la fattoria parmigiana sopra Zoldo. Da là nasce diversamente sobrio, quindi un modo di prendere e unire una ditta vinicola con una Maga e creare un prodotto. Quindi dietro questo prodotto ci sono tre passaggi, ci sono tre ditte, è come se noi dessimo da mangiare a tre famiglie. Certo. Qui dopo c'è il classico salame nostrano, la pancetta, la coppa, che è un affettato che spesso e volentieri si vede poco protagonista nelle tavole, però all'interno di un contesto bellunese fa parte della nostra tradizione, come la salama da sugo può essere la vostra. E questo è uno speck sempre del territorio. La classica insalata russa l'abbiamo presa e rivisitata totalmente nel territorio, quindi le patate saranno di cesio, la maionese verrà fatta in casa, chiaramente non con le uova nostrane perché non si può, e le carote chiaramente sono quelle messe giù, quindi è la classica maionese però totalmente territoriale. Più chilometro zero. Metro zero. È tutto veramente appetitoso, presentato in maniera eccellente e assolutamente invitante, Sebastiano. Si prova. Andiamo ad assaggiare e fare un brindisi. Ora facciamo un brindisi e poi andremo ad assaggiare le meravigliose pietanze che Sebastiano questa sera ci ha proposto. Sì ragazzi.